Oggi vi voglio presentare una macchina speciale della STIHL, la più piccolina, ma una macchina che ha delle caratteristiche particolari che tutte le altre non hanno, e questo, devo confessare, ha sorpreso anche me. Vi faccio capire quali sono i punti salienti di questa macchina, che 9 volte su 10 viene preferita ad una macchina molto più economica. Molto spesso in negozio da me chi viene vuole un prodotto buono ma vuole spendere pochissimo, e quindi io presento l'alternativa, un prodotto un po' più strutturato, un prodotto un po' più da prezzo. In questo caso, questa macchina, che è leggermente più alta di prezzo delle altre, è sempre vincente perché ha delle caratteristiche talmente tanto buone, talmente tanto evidenti, è impossibile che il cliente non le accolga e le apprezzi. La macchina è fatta solo con una stegola. Perché è stato fatto questo? Perché l'azione di prendere e non lasciare il cesto pieno è unica, è formidabile, mentre con le altre cosa devo fare? Avendo 2 stegole, prendo il cesto, lo lascio giù, vado sotto, quindi con un'azione sola la prendo. Il cesto, quando la macchina è in funzione, ho la spia che mi dice che sta caricando, quando il cesto è pieno questa è bassa. È completamente in plastica, forato dai fianchi, in maniera che, non essendo in tela, non si intasa. Nel momento in cui questo è completamente pieno e carica veramente tanto, è proprio pieno, cosa faccio? Lo impugno da qui o lo appoggio a terra e lo scarico in un attimo. Questo funziona molto bene, è un'ottima soluzione se ho un portasacco o un bidone, ma se io questo lo devo mettere, come alcuni fanno, in un sacco lasciato lì morbido, allora questo diventa una difficoltà, ma basta spiegarlo prima e tutto si risolve. Questo è un cesto anche che ha un'ottima capienza. Oltre a questo aspetto qui abbiamo la stegola, cioè il manubrio, chiamiamolo come vogliamo, che in base all'altezza della persona posso variarlo, vedete? Posso variare l'altezza, e quindi voi pensate anche con una macchina spinta, io mi trovo meglio a spingere quando la stegola è a questo livello e non quando la stegola è a questo livello. Dopo lì è questione di gusti. Quindi questa stegola qui, oltre ad avere questa possibilità, ha anche questa possibilità. Si richiude completamente, si aggancia, significa che io posso prendere anche, la macchina in questa maniera. Non è il massimo, ha un'impugnatura qui, però si ripiega, la posso trasportare o la posso ricoverare in poco spazio. Un altro aspetto che abbiamo su queste macchine è il livello di altezza di taglio. Con queste macchine siamo arrivati a 10 cm di altezza, solitamente arrivano 7,5-8, 10 cm. Tradotto cosa significa? Significa che se io ho degli appezzamenti, delle porzioni di giardino, la parte fuori dalla mia proprietà che taglio una volta sì, una volta no, e quando è alta la macchina va in crisi, tagliando abbastanza alto gli consento di espellere la quantità giusta di erba perché non la ingolfo, e quindi posso andare con un'andatura abbastanza veloce. Tutto questo, che è agevolato da questo dispositivo qui, che in maniera estremamente ergonomica io riesco ad azionare attraverso questo elemento che è l'indicazione dell'altezza, non vado altro che a modificarlo a altezze parziali in base a quello che a me interessa. Quindi i 10 cm qui ci sono tutti. L'altro aspetto è questo, che io posso anche scaricare lateralmente, quindi un deflettore, e anche qui un altro bell'aspetto è che questo si alza tantissimo, quindi io posso mettere, senza dovermi inginocchiare troppo, applico il mio deflettore e posso scaricare lateralmente. Prima non avevamo gli scarichi laterali. Oltre a far questo, posso fare un'altra cosa, posso fare mulching. Queste macchine sono provviste di una vera lama multifunzione. È una lama studiata apposta che, in pratica, ve la faccio vedere, se noi tagliamo erba molto bassa, riesce a sminuzzare in maniera eccellente l'erba. Quindi abbiamo una vera e propria lama da mulching e anche una lama da carico. Questo è uno studio fatto, da STIHL, per poter offrire molte più soluzioni a chi utilizza i rasaerba. Possiamo anche andare a applicare comodamente, e anche questo è sempre molto semplice da applicare. Ecco qui.
ed è applicato. Quindi ho chiuso il piatto, a condizione che l'erba sia molto alta, faccio un ottimo mulching. Ecco perché vendiamo questo prodotto e non vendiamo quelli più economici, perché il prodotto è di alta qualità, offre tantissime soluzioni ed è fatto bene. Chi lo vede, la macchina è anche molto bella, se ne innamora. Io in negozio preparo sempre la macchina con un po' di benzina dentro, già pronta, perché spesso il problema dei rasaerba è la messa in moto. Qui abbiamo dei motori che li mettiamo in moto con uno sforzo minimo, quindi chi è, diciamo, non più giovanissimo o la signora che vuole continuare a avere la macchina a motore, con questa macchina ce la fa. Ciao a tutti, vi aspetto in negozio, venite a vedere questa macchina. Ciao!